Grazie tanto. La parola ad Antonio Ciano che viene da Gaeta. Buonasera a tutti, porto i saluti del sindaco di Gaeta Antonio Raimondi e della mia città. La mia città è al nord dell'ex Regno delle Due Sicilie e noi col cuore, con la mente, con le braccia siamo con voi, da sempre. Perché la mia città, con tutto il sud, ha sofferto da 150 anni quella che è stata una conquista piemontese che ha distrutto e massacrato le nostre terre. Hanno fatto 1 milione di morti, hanno fatto emigrare 30 milioni di meridionali verso le Americhe, la Germania. Ma la storia ormai cominciamo a saperla grazie a tanti di noi che hanno scritto di storia e grazie soprattutto a Pino Aprile che col suo libro Terroni ormai sta portando, questa nuova ondata in tutta Italia, non solo al sud. Ha venduto 500.000 di copie. Ecco, io sono amico di Pino Aprile da 15 anni e ho saputo che il presidente Lombardo lo vorrebbe segretario di questo partito nuovo, che deve lavorare questo partito nuovo non solo in Sicilia ma in tutto il sud e in tutta Italia, perché meridionali ce ne stanno 13 milioni in Padania. Altro che federalismo, io mi venderei il Piemonte, la Lombardia e il Veneto perché in 150 anni ci hanno massacrato l'economia. Tutta quell'economia che chiamano italiana e tosco-padana, di sinistra e di destra. Noi dobbiamo costruire la nostra economia qui, in Sicilia. I contadini sono affamati dalle banche, il Banco di Sicilia e di Napoli nemmeno sono più nostri, sono del nord. Tutta l'economia, assicurazioni, compagnie telefoniche, telematiche, sono tutte del nord, noi non ci abbiamo più niente. I nostri contadini sono costretti a rivolgersi alla mandraga per avere dei finanziamenti e li stanno soffocando. Tutte le compagnie telefoniche, voi pagate l'assicurazione, i soldi vanno lassù. Questa è colonizzazione del nostro territorio, ci dobbiamo ribellare. Ecco, nella mia città c'è una giunta meridionalista e facciamo fatica con i partiti di sinistra e di destra all'opposizione che ci scannano dall'opposizione, non vorrebbero farci niente, come succede qui in Sicilia al presidente Lombardo. Vorrebbero strozzarlo. C'è una sinistra pulita e una destra pulita, noi dobbiamo attingere lì. Ecco, io non ho sentito proposte di programma stamattina, qui forse sono arrivato tardi. Ecco, io direi Pino Aprile non può fare il segretario politico perché non è un politico. Pino Aprile gli dobbiamo dare il compito, è uno dei più grandi giornalisti italiani, diventato storico per necessità, per mancanza di storici in Italia. Dobbiamo affidargli la direzione di un quotidiano. Noi dobbiamo chiedere alla RAI un canale televisivo che si irradi in tutta Italia, c'è sta Radio Yo-Yo, Rai Gulp, ma che servono? Noi dobbiamo raccontare i nostri programmi, il nostro federalismo. In Piemonte e Lombardia non c'hanno il mare, non c'hanno i porti, ma sapete che dal porto di Palermo, di Catania, i soldi vanno a Roma che chiamano ladroni e loro si fottono i nostri soldi. Gaeta c'ha un porto, Civitavecchia c'ha un porto. Questo è il federalismo che chiediamo. Loro non c'hanno spiaggia, le nostre spiagge vengono, i soldi dei nostri concessionari vengono dati a loro. Ecco, queste sono le proposte politiche da fare. Noi abbiamo sindaci puliti in questo sud. Abbiamo Raimondi a Gaeta, De Magistris a Napoli e ha mandato destra e sinistra all'opposizione come abbiamo fatto 4 anni fa a Gaeta. Abbiamo Emiliano, abbiamo Lucano lì a Riace che ha portato a Riace in quella piccola città 6.000 clandestini, 6.000 extracomunitari. Io gli darei il premio Nobel. Quei fedenti del nord li cacciano e li richiedono per farli lavorare nelle loro industrie a basso costo. Ecco, io non voglio occupare altro spazio che è dovuto prima di tutto a voi siciliani, ma facciamo delle proposte per far grande un partito del sud, per farlo grande, per farlo crescere, per far mettere paura al partito del nord che è fatto
da Bossi, da Berlusconi, anche da quella parte di sinistra che è ottusa e non ragiona. Avete visto dalle ultime elezioni di Napoli, quella parte di sinistra non ha ragionato, poi De Magistris ha detto non vi voglio, c'ha 4 consiglieri adesso il Partito Democratico a Napoli e gli stanno facendo la guerra, ma noi vinceremo lo stesso. Vi chiedo scusa se vi ho rubato del tempo.